Quando abbiamo iniziato l'allestimento del museo, noi ci siamo trovati comunque una casa completamente vuota, non c'era nulla di Grazia Deledda. Fortunatamente la struttura era rimasta pressoché intatta, perché la casa era stata acquistata da una famiglia nuorese che era molto legata alla Grazia Deledda e ai suoi familiari, e che ha avuto l'intelligenza e l'attenzione nei confronti di questa casa, che poi sarebbe diventata monumento nazionale. Sta di fatto comunque che noi non avevamo degli oggetti, se non quelli che provenivano dalla donazione della signora Fernanda Madesani. Quindi soprattutto per l'allestimento che è stato realizzato nel 2006, noi abbiamo effettuato una attività di ricerca, soprattutto tenendo conto di ciò che Grazia Deledda aveva scritto di questa casa. Già nel primo allestimento viene ricostruita la cucina di Cosima, con tutti gli oggetti che vengono citati nelle prime incredibili, bellissime pagine di Cosima, e la dispensa, che è lo stesso ricordata in pagine molto famose. Cosima è stato il documento più importante per questo lavoro di allestimento e anche come dire, di scenografia di alcuni spazi, ma non solo Cosima, ma numerose altre opere, alcune novelle sono state una guida per l'allestimento, che so, della camera da letto, per esempio. Ecco, tutto questo ha contribuito anche a far ritornare Grazia Deledda in questa casa, che dobbiamo ricordare lei ha lasciato e voleva lasciare da giovanissima per inseguire il suo ideale, il suo destino, diciamo, di scrittrice, e quindi uno dei compiti del nostro allestimento è stato anche quello di riconnettere Grazia Deledda a Nuoro, che lei aveva vissuto con difficoltà, ma sempre con un amore mai cessato.